Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta da studio, prima edizione in questa giornata. Come sempre avremo diversi collegamenti dal territorio con la cronaca di queste ultime ore. Torneremo necessariamente sull'inchiesta che è stata aperta sull'albero che è caduto in Piazzale Roma a Venezia, travolgendo diverse persone, in particolare una donna di 38 anni, una giovane mamma che versa ancora in condizioni estremamente critiche, ma parleremo anche di furti, cronaca giudiziaria e di politica. E parliamo anche di zone rosse, perché vi voglio mostrare subito l'esito del sondaggio che vi abbiamo lanciato ieri sull'utilità di questa misura. Beh, lo vedete da voi, l'esito è assolutamente schiacciante. Vi abbiamo chiesto se le zone rosse la considerate una misura utile o semplicemente della propaganda. Allora, propaganda si è fermato al 3,2%, evidentemente chi pensa che siano solo così uno strumento politico per deviare l'attenzione dai reali problemi, e invece una misura utile viene considerata dal 96,8% dei telespettatori che ci hanno telefonato, e sono stati davvero tanti. Ieri sera se ne è discusso a Ring di questo esito, poi vedremo anche altri temi politici che sono stati discussi nella puntata condotta dal nostro Christian Arboit. Intanto andiamo a vedere come a Treviso stia già dando degli esiti questa zona rossa, perché in una settimana sono già stati presi diversi provvedimenti. Si tratta di 5 allontanamenti di soggetti evidentemente che nel quadrante di Via Roma e della stazione non hanno tenuto una condotta consona. Sentiamo il servizio della nostra Daniela Sizia. 5 provvedimenti di allontanamento dal quadrante di Via Roma, zona rossa, dal lunedì scorso, scattati nel fine settimana e controlli straordinari interforze di prevenzione e controllo del territorio nel centro cittadino. 500 persone identificate, tra cui 150 minori. Quella della zona rossa è uno strumento aggiuntivo che diamo in mano alle forze dell'ordine per allontanare dei soggetti specifici che hanno dei precedenti penali. Quindi ringrazio le forze dell'ordine. Ricordo che anche al di fuori della zona rossa continua il presidio da parte delle forze dell'ordine, che sta facendo un lavoro davvero importante, coadiuvati anche dalle polizie locali. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni cittadini che hanno segnalato schiamazzi, musica alta e giovani che molestavano i passanti. Fermati 2 cittadini stranieri di 29 e 28 anni, per loro è scattato l'ordine di allontanamento. Non potranno più far rientro in quest'area per 40 giorni. Stessa sorte per un giovane 21enne italiano, tutti e 3 con precedenti di polizia. Ed ancora in Riviera Santa Margherita è stato controllato un altro ragazzo straniero di 19 anni con precedenti in materia di stupefacenti. Il giovane ha provato a deludere il controllo, ma è stato immediatamente intercettato, identificato e sottoposto al provvedimento di allontanamento. Infine gli agenti delle volanti hanno arrestato un cittadino egiziano di 23 anni con precedenti alle spalle che nel corso della sua identificazione ha opposto resistenza nei confronti degli operatori spingendoli con violenza. Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish ed è stato arrestato, ed anche nei suoi confronti è stato disposto l'ordine di allontanamento dal quadrante di Via Roma. Infine sono stati sanzionati in via amministrativa perché sorpresi con alcuni grammi di hashish 2 cittadini stranieri. Non solo, ma sono stati rinvenuti dall'unità cinofila della polizia locale in una fioriera 5 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato. Uno strumento, quello della zona rossa, che ha aumentato la percezione di sicurezza. Abbiamo ottenuto questo effetto di invertire la percezione di sicurezza, quindi un esperimento ben riuscito sotto tutti i punti di vista, sia della sicurezza reale, che però è garantita grazie alla presenza delle forze dell'ordine, sia quella percepita, perché insomma il segnale che mi arriva dai cittadini è quello di una sensazione di maggiore sicurezza. Quindi andiamo avanti così. Così Mario Conte, sindaco di Treviso, nell'analizzare i dati arrivati dalla questura, ma sappiamo che le zone rosse sono state oggetto e sono ancora oggetto di uno scontro piuttosto vivace all'interno del centrodestra cittadino, la stessa maggioranza dunque di Cassugana. Ci sarà nelle prossime ore proprio una verifica di maggioranza e quindi evidentemente un confronto diretto chiesto proprio dal sindaco Conte dopo le polemiche
per le dichiarazioni degli esponenti di Fratelli d'Italia, ma nelle ultime ore è intervenuto il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Borgia, che fino a ieri si era tenuto lontano da queste polemiche. Cerco l'unità del centrodestra, ha detto, ma nessuno ci può zittire sulle nostre proposte politiche. Cerco di costruire ponti, è ovvio però che io devo, come dire, fare gli interessi di Fratelli d'Italia, delle proposte politiche di Fratelli d'Italia e soprattutto devo, come dire, difendere l'onorabilità delle proposte dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia. A ore la verifica di maggioranza chiesta dal sindaco di Treviso Mario Conte con gli alleati di Fratelli d'Italia dopo una settimana di attacchi incrociati sulla zona rossa partiti dalle affermazioni del consigliere Davide Acampora, che ha chiesto di estenderla e cambiarle nome, e la discussione ora sale a livello provinciale dei partiti. Nei prossimi giorni ci incontreremo con il sindaco, ho chiesto anche al segretario provinciale della Lega Queen di essere presente, perché se si tratta, come dice appunto il sindaco, di verifica di maggioranza è necessario che ci siano gli organi politici del territorio, e capiremo, ascolterò, valuteremo e faremo presente in questi 2 anni cosa per noi insomma è successo e soprattutto quali sono le criticità. Il presidente dei meloniani confida di ricucire gli strappi interni al centrodestra, ma mette i puntini sulle i e con le regionali all'orizzonte non è disposto a cedere su un tema bandiera come quello della sicurezza. Il tema della sicurezza fa parte del DNA della destra non solo trevigiana ma della destra nazionale, per cui chi è cresciuto come me nelle file della destra sa benissimo che questo per noi è un tema centrale, ma questa non è lesa maestà nei confronti di nessuno, sono proposte che noi facciamo, dopodiché possono essere accolte come meno, ma non vogliono essere in contrasto con qualcuno. È ovvio che Fratelli d'Italia non si potrà zittire, questo non accadrà mai. Siamo il primo partito in Italia, in regione e nella provincia di Treviso, per cui vogliamo dire la nostra, è ovvio che, come dire, cerchiamo di farlo nel modo più consono, cercando di lavorare insieme. E sulla verifica di maggioranza chiesta proprio dal sindaco Conte è intervenuto anche il Partito Democratico. A Treviso la maggioranza nei fatti non esiste più, le verifiche sono inutili. Scrive in una nota il capogruppo Stefano Pelloni: Treviso ha bisogno urgente di idee forti e chiare per rilanciare il centro storico, oggi sempre meno attrattivo per residenti e turisti, continua il Dem, e le cosiddette zone rosse si limitano a spostare i problemi senza risolverli. Il problema sicurezza esiste e non può essere nascosto come tenta di fare il sindaco Conte. Dall'altra parte non è accettabile che di fronte a questo quadro Fratelli d'Italia utilizzi questo problema solo per la campagna elettorale per le regionali, pensando più alle poltrone che ai problemi dei cittadini. Questi problemi così complessi, conclude Pelloni, non possono essere affrontati da una maggioranza litigiosa e divisa su tutto, serve chiarezza e una visione condivisa sul futuro della città. Fin qui la zona rossa. Adesso vedo già pronta da Vigonza in diretta insieme a Federico Cibotto la nostra Chiara Gaiani, perché i ladri che prendono comunemente purtroppo di mira le auto, lo sappiamo, e le spogliano, hanno colpito di nuovo proprio nella zona di Vigonza. Nel mirino è finita anche Gloria Lorenzetti, atleta paralimpica nazionale di arco e scherma, a cui hanno rubato le apparecchiature a bordo. E dunque sentiamo proprio dalla nostra Chiara Gaiani quali sono anche le impressioni. Chiara, è vero, su questo furto spregevole 2 volte? Sì, Lina, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Ringrazio il sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro che è con me, perché è scattata immediata la solidarietà di tutta la comunità di Vigonza. Il Cognato ha fatto partire una raccolta fondi per cercare insomma di riuscire a sostenere i vari danni che hanno causato i ladri a Gloria Lorenzetti. Il sindaco tra l'altro ci raccontava che lui ha già partecipato, e poi gli chiediamo immediatamente ma che cosa è accaduto.
accaduto. Gloria Lorenzetti abita in una delle frazioni di Vigonza, però l'auto era in strada perché è particolarmente bassa e proprio insomma per lei è necessario che sia così per poter caricare la carrozzina. Hanno fatto quello che fanno in tante occasioni simili, cioè hanno rotto il vetro, poi l'hanno portato via navigatore, radio, cambio, insomma danni davvero ingenti. Purtroppo non l'unica auto, anche se quella un po' che ha fatto più clamore, di azioni che ritornano. Voi speravate, sindaco, di esservene liberato, anche perché i carabinieri hanno bloccato alcune bande che operavano in questa zona e purtroppo i raid sulle auto che vengono proprio rotte e ripulite e delle apparecchiature elettroniche sono ripresi. Sì, esatto, pensavamo di aver raggiunto un risultato grazie all'Arma dei Carabinieri che poche settimane fa a Cittadella aveva trovato il deposito della banda e arrestato i componenti. Era successo 2 anni fa anche qui tra Vigonza e Selvazzano, dove proprio un componente di una banda era stato trovato in flagranza e quindi era stato fermato. E oggi invece vediamo che di bande a quanto pare ce ne sono diverse e colpiscono il territorio. Qualche settimana fa erano in altri comuni e si spostano e in questi giorni tocca al comune di Vigonza, ahimè, ma in questo caso veramente è stato un atto odioso perché è stata colpita la macchina di una persona che ha una disabilità e che quindi ha la necessità per avere un'autonomia di una macchina speciale. Ecco, per Gloria Lorenzetti, lo dicevamo, è già partita appunto l'affetto, tutta la comunità si è stretta attorno a lei è stato tra i primi a sapere del furto, chiamato appunto sia dalla stessa Gloria che dal cognato. È partita una raccolta fondi, l'obiettivo è quello di raggiungere circa 8.000 euro. Sì, esatto, è partita nei giorni scorsi, diciamo da ieri ufficialmente, e rilanceremo nei nostri social oggi il link in cui si può donare. La raccolta è gestita dalla famiglia di Gloria, questo è importante precisarlo, non ci sono realtà intermedie ma è gestito direttamente da loro, quindi i soldi arriveranno direttamente a loro. Io ho già donato ma basta poco, anche cifre piccole, ma se ci mettiamo insieme e condividiamo riusciremo a raggiungere sicuramente una cifra importante che è doverosa per permettere a Gloria di tornare ad avere un'autonomia e una sua vita normale. Ecco, anche perché insomma voi siete particolarmente affezionati a Gloria e a chi come lei mette anche così da lustro alla vostra comunità portando il nome di Vigonza a livello nazionale e poi insomma anche sui teatri, sulle vetrine delle competizioni paralimpiche. Sì, è veramente poi un esempio positivo perché di fronte a una condizione che non è semplice, di cui veramente quando incontro i ragazzi nelle nostre scuole medie, nelle elementari, spesso gli ricordo che noi ci lamentiamo per piccole cose ma non ci rendiamo conto delle fatiche che certe persone devono fare dovute a della disabilità, dovute a delle situazioni particolari. In questo caso Gloria non solo è riuscita a recuperare una indipendenza di vita ma è riuscita anche a arrivare, come dicevi, in palcoscenici internazionali con le Olimpiadi Paralimpiche e quindi portare lustro e dimostrare che se non si molla, se ci si crede, si arriva a dei risultati grandiosi. Ecco, allora noi continueremo a sostenerla. Ringraziamo Gianmaria Boscaro, sindaco di Vigonza, per la collaborazione tecnica. Il collega Federico Cibotto da Vigonza, la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e a Federico Cibotto, grazie al sindaco naturalmente, l'avete sentito l'appello per cercare di restituire a questa giovane atleta le apparecchiature che le sono state rubate. Noi continuiamo con la politica perché è notizia battuta dalle agenzie proprio pochi minuti fa che Luca Zaia, presidente del Veneto, è il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, è quanto emerge da un sondaggio di SVG i cui risultati sono pubblicati in esclusiva dall'ANSA. Zaia ottiene il 70% del gradimento, Fedriga il 64%. Segue la new entry dell'Umbria, Stefania Proietti al 53%. Al quarto posto il forzista Roberto Occhiuto della Calabria al 52%. Quinto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche lui al 52%, ma in calo di 4 punti rispetto al 2024. Tra i primi 5 governatori dunque
Dunque ce ne sono 3, Zaia, De Luca e Fedriga, che sono già al secondo mandato e che quindi con le regole vigenti non possono ricandidarsi, e sappiamo che proprio su questo tasto la Lega preme molto per chiedere un terzo mandato per Luca Zaia, visto il gradimento che anche i numeri evidentemente sottolineano. E parliamo proprio di elezioni regionali, si vota in autunno, lo sappiamo. Ieri sera Ring in diretta su Antenna 3 se ne è discusso parecchio. Il candidato presidente non sarà scelto prima della fine di luglio. Questa è la convinzione di Flavio Tosi, che è coordinatore regionale di Forza Italia, ed Enoch Soranzo, Fratelli d'Italia. Anche per questo il centro-sinistra deve anticipare i tempi, ha ribattuto Vanessa Camani, che è la capogruppo in regione del Partito Democratico. Sentiamo. Come termine probabilmente ultimo, che poi non è detto che sia proprio l'ultimo, perché in realtà di tempo ce ne serve ancora, però diciamo secondo me è plausibile entro la fine di luglio. Per quanto riguarda il programma del centrodestra, è un programma che verrà messo a punto dai consiglieri regionali e gli assessori uscenti e le segreterie dei partiti del centrodestra, e questo a prescindere dal candidato, perché che il candidato sia della Lega, sia di Forza Italia o sia di Fratelli d'Italia, comunque c'è un programma di centrodestra che verrà messo a punto dalle parti politiche. Il candidato c'è tempo senz'altro fino a fine luglio per poterlo decidere, perché poi c'è agosto, si vota a metà, fine novembre, quindi il tempo per fare la campagna elettorale c'è abbondantemente, perché le liste si presentano appunto intorno a metà ottobre, quindi il tempo c'è. La riflessione politica che fa è corretta, cioè, secondo me anch'io credo che non prima di luglio arriveremo a una individuazione. Da un lato, voglio anche dire, lo sa bene anche il collega Camani, che questo potrebbe anche essere diciamo normale, soprattutto dal punto di vista che per i tempi della politica è una cosa, ma il Consiglio regionale ha un assestamento da chiudere, ha alcuni disegni, tanti DDL che sono importanti, che devono entrare in aula e trovare a nostro avviso quindi c'è ancora spazio per l'operatività, e quindi questo può anche, insomma, deve tenere, almeno per come la penso io e come la pensiamo noi, insomma, noi dobbiamo essere concentrati a terminare bene al massimo la legislatura. E io credo che non abbiamo bisogno di aspettare luglio o il candidato di centrodestra per dire qual è la nostra idea di Veneto, qual è la nostra idea di società e di sanità veneta per migliorare il benessere dei nostri territori, la nostra proposta politica. E quindi io sono d'accordo con Manera, noi decideremo prima di luglio, perché noi non decidiamo sulla base di accordi romani, che pure c'entrano, non voglio fare quella che vive nella montagna del sapone. Così Vanessa Camani. Allora andiamo a vedere l'home page del Gazzettino, che punta su due storie che hanno a che fare con giovanissimi. Da Asolo, Tommaso si toglie la vita a 20 anni, era preoccupato per la bocciatura a scuola e ancora sconvolto per la morte del fratello mancato un anno fa. Una storia tragica evidentemente. Il corpo di questo ragazzo è stato ritrovato ieri lungo una strada di passaggio nell'Asolano, una scena che ha colpito naturalmente moltissimo anche chi si trovava per caso a passare di lì, e una vicenda familiare estremamente dolorosa. Il fratello era morto nel sonno per un malore e appunto Tommaso non ha retto anche probabilmente a questa perdita. E poi l'intervista che il Gazzettino propone al fidanzato di Chiara Iaconis, la trentenne padovana morta per essere stata colpita alla testa dalla statuetta caduta da un balcone ai quartieri spagnoli a Napoli, lanciata a quanto pare, l'inchiesta sta appurando, da un ragazzino di appena 13 anni, vivo anche per lei, ha detto il fidanzato. La statua non era caduta da sola, il dubbio c'era, rabbia no, solo amarezza. E poi naturalmente anche il sito del Gazzettino torna sulla vicenda dell'albero caduto in piazzale Roma, perché c'è
un'inchiesta necessariamente, visto i feriti e le lesioni gravissime riportate da alcuni dei feriti, in particolare la mamma 38enne che ancora è in condizioni molto delicate in ospedale. Venezia è sotto shock dopo questo episodio, rimangono, come detto, serie le condizioni della più grave tra i feriti e ci si domanda se fosse evitabile questo dramma. Una voce io ho sentito forte, poi io esco fuori e ho visto tutta gente sotto gli alberi, poi ho visto tanto male gente, 6-7 donne, anche 3-4 bambini, era qualche donna molto male. Parte della grande mole del vecchio leccio crollato tra Piazzale Roma e Rio Novo, travolgendo una quindicina di persone, ha colpito anche questo chiosco. Precipitandosi subito fuori, il gestore è stato tra coloro che hanno cercato di portare i primi soccorsi ai feriti. Tanti sangue, qualcosa, io ho iniziato acqua, salviette, gente ha aiutato, che visto, dopo è arrivato polizia e l'ambulanza dopo, però una cosa era, io ho mai visto in mia vita. Dei 12 feriti ricoverati tra gli ospedali di Mestre, Venezia e Milano, 8 sono già stati dimessi. All'Angelo rimane gravissima in terapia intensiva e in prognosi riservata la 38enne colpita in pieno dalla pianta che ha ferito anche le sue bambine di 2 e 6 anni, una delle quali è potuta tornare a casa in queste ore. Serie ma in miglioramento le condizioni di una 50enne, l'altra ferita che destava maggiori preoccupazioni. L'albero è ancora lì sotto sequestro giudiziario ed oggi è un continuo peregrinare di veneziani che si fermano increduli davanti a questo drammatico scenario. Che impressione ha di quello che succede? La noncuranza del comune sulle Ma lei dice che si capiva che stava male l'albero? Com'è? Lei dice che si capiva che l'albero stava male? Io probabilmente no, ma un esperto sì. Una volta che c'era un chiosco qua, era appoggiato addirittura al chiosco. Assieme ad altri 2 soci, Lucio Grosteghini è il proprietario del chiosco sfiorato dall'albero, nonché una memoria storica della zona, da prima che un riordino delle bancarelle cambiasse volto a quest'area. Facendo i lavori per tirare sulle murette, per farci stare tutti dentro, hanno tagliato secondo me, hanno tagliato le radici. Perché questo non è il primo albero che cade? No, questo è il secondo. L'altro albero è caduto nel novembre del 2022, stavolta centrando in pieno il chiosco di Rosteghin. Qui dove è stato piantato un ancora fragile alberello, l'unica testimonianza di quell'evento è il lampione rimasto decapitato da allora. Siamo rimasti chiusi 6 mesi perché burocrazie, domande e tutto. Abbiamo speso 20.000 euro per ristrutturarlo nuovo. Siamo stati dopo risarciti, però un'altra fila che non ti dico. Nel novembre del 22 Venezia era stata attraversata da una violenta ondata di maltempo, questa volta no, tanto che le persone travolte si stavano riparando dal sole all'ombra dell'albero. Bisogna controllare bene, io ho detto devi tagliare tutte le grandi, però oggi cade questa, domani anche questa, altro giorno questo io ho visto. E allora naturalmente nel mirino di chi giudica, cerca di capire quel che è successo, c'è la manutenzione del verde in città, in diversi avevano, lo avete sentito, già denunciato le condizioni potenzialmente pericolose dell'albero caduto su una quindicina di persone. Il 14 marzo di mattina ero qui che aspettavo la barca con i clienti e mi sono messo a guardare l'albero e pensando che era tanto inclinato sarebbe stato meglio pontellarlo oppure tagliarlo perché era un pericolo. In queste ore Cristiano Tagliapietra è diventato improvvisamente famoso. Dopo la caduta dell'albero a Piazzale Roma, in tantissimi a Venezia hanno riproposto quanto aveva postato su Facebook 2 mesi e mezzo fa. Accanto ad una foto dell'Arice, naturalmente ancora in piedi, Tagliapietra scriveva: «Cosa aspetta il comune di Venezia a puntellare questo albero? Qui passano decine di persone, se cadesse sicuramente ne ucciderebbe qualcuna». C'erano state risposte a quel post poi alla fine? Sì, tutti mi chiedevano ma chi sei un tecnico, cosa scrivi, ma ci sarà qualcuno che ci metterà le mani, e invece dopo c'era gente che mi ha detto hai visto, è caduto, avevi ragione. Più l'amarezza di aver avuto ragione. Esatto. Se la caduta dell'albero fosse prevedibile o meno è uno dei grandi dibattiti che sta scuotendo la città, assieme ad un'altra riflessione. Considerando il numero di persone che passano qui, il bilancio dei feriti sarebbe anche potuto essere più grave. Diciamo che qualche angelo custode, l'angelo Gabriele, quello del Campanile di San Marco, ci ha messo l'occhio. Perché lei dice poteva finire molto peggio. Sì, poteva ammazzare. Ma lei prima mi diceva che si capiva che doveva essere abbattuto, perché? Sì, perché se noi guardiamo le radici, l'apparato radicale, lo vedete, ha diversi colori. Io non vedo che abbiano fatto trivellazioni per vedere
la sanità delle radici dell'apparato radicale, per cui è una concausa. Poco distante incontriamo l'avvocato Matteo D'Angelo di Riprendiamoci la città, che risponde a chi in queste ore ha attaccato le associazioni ambientaliste e le loro battaglie per salvare gli alberi dagli abbattimenti. Le polemiche quando ci sono è quando tagliano gli alberi, quando non serve, quando creano zone e isole di calore in vie che sono protette dagli alberi per metterci dei fiorellini o degli alberi rinsecchiti. Abbiamo il Bosco dello Sport in costruzione, forse sarebbe il caso di pensare ad una mappatura seria dello stato del nostro verde e cominciare a curare quelli che ci sono e che sono sani, tagliare quelli che sono morti e piantumare nuovamente le zone che prima vedevano delle coperture importanti. Adesso ci spostiamo nel Padovano, torniamo alla cronaca di queste ultime ore. Fermata una banda accusata di un assalto a un bancomat in provincia di Bergamo. 3 sinti residenti in Veneto sono stati arrestati con l'accusa di essere gli autori di un assalto ad un bancomat a Sarnico nella Bergamasca lo scorso 25 maggio. I 3 uomini sono residenti a Galliera Veneta nell'Alta Padovana, a Creazzo nel Vicentino e a Fanzolo di Vedelago. Un quarto complice è ancora in fuga. Lo sportello è stato fatto esplodere e sono stati rubati 23.800 euro. Tra loro c'è anche Mike Gabrielli, 48 anni, che 20 anni fa era tra i banditi che assaltarono la gioielleria Piras di Abano Terme. Rapina che finì nel sangue con l'uccisione di un rapinatore e la morte del gioielliere Gianfranco Piras. Gabrielli, all'epoca 28enne, fece i nomi dei complici che spararono, beneficiando di uno sconto di pena. Dopo 15 anni e 4 mesi uscì di carcere. E allora andiamo in tribunale a Treviso adesso, udienza per il processo a Franco Battaglia, accusato dell'omicidio della 31enne Anica Panfile, il delitto del Piave. La donna, la giovane mamma, venne ritrovata nel greto del Piave a Spresiano, lo ricorderete bene. Oggi è il giorno della difesa. Buongiorno Cristian, quali aggiornamenti dal tribunale? Buongiorno Lina, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Da pochi istanti c'è in atto una sospensione in Corte d'Assise dove si sta giudicando appunto il caso del delitto del Piave, così lo hai chiamato giustamente anche te. Sul banco degli imputati c'è Franco Battaglia, da tutti conosciuto come il re del pesce, ex Primula Rossa, deve rispondere dell'omicidio di Anica Panfile. Diciamo che nella scorsa udienza, il 19 di maggio, la pubblica accusa ha chiesto 21 anni e 6 mesi di reclusione appunto nei confronti di Franco Battaglia. Per i PM, per il procuratore Martani in particolare, non ci sono dubbi sulla colpevolezza di Battaglia. Sarebbe stato lui a uccidere Anica, portando poi il suo corpo nel Piave, gettandolo nelle acque del Piave all'altezza di via Barcador. Siamo tra Spresiano e Arcade. Avrebbe utilizzato un tappeto per trasportare il corpo di Anica, tappeto sul quale sono state trovate peraltro delle tracce di DNA. Il delitto, un delitto di impeto secondo l'accusa, maturato a margine di un rapporto sessuale che era stato segnato dall'uso di cocaina, di tanta cocaina. Questo per l'accusa. Tutto un altro film invece per la difesa, che è convinta dell'innocenza di Franco Battaglia. La difesa di Franco Battaglia, che è rappresentata dall'avvocato Fabio Crea, che ha già parlato per 3 ore, ha chiesto una sospensione di pochi minuti e poi riprenderà per altre 2 ore, 3 ore circa. Quindi la sua è una difesa molto dettagliata. Crea che di fatto dice le indagini non sono state accurate, non sono state dettagliate, non sono state fatte come dovevano essere fatte e soprattutto non si è fatta luce a sufficienza sulla cosiddetta pista albanese, quindi sui
sui rapporti che Anika e appunto persone vicine ad Anika avevano con dei soggetti albanesi e dei quali la stessa Anika aveva paura, e questo sarebbe emerso anche nel corso del dibattimento. E quindi si chiede, Crea, perché non si è fatta luce su questa pista albanese, perché non appurare anche questo, insomma. È tutto in corso. Per ulteriori dettagli chiaramente vi daremo tutti gli aggiornamenti nei telegiornali serali. Per il momento dal Tribunale di Giustizia è tutto. Con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboita e Alberto Pivetta. Vedremo come proseguirà questa udienza. A Padova di nuovo con la squadra mobile che ha arrestato una coppia di ladri che da giorni stava razziando la provincia. Avevano svaligiato anche la pesca di beneficenza. Da giorni giravano tra Padova, Albignasego, Monselice, Montegrotto e Battaglia Terme a bordo di un'auto rubata, compiendo furti e razzie. Una coppia è stata arrestata dalla polizia che ha scoperto il casolare dove stipavano tutta l'area furtiva. L'indagine della squadra mobile di Padova è partita dopo la denuncia di un furto di un computer avvenuto all'interno di un locale di via Manzoni a Padova lo scorso 28 maggio, dove un cliente era stato derubato dello zaino con all'interno il PC. Alcuni testimoni in quell'occasione hanno raccontato agli agenti di aver visto una coppia girarsi in modo sospetto nel locale e poi scappare a bordo di una 500 blu. Incrociando i dati e le immagini delle telecamere, i poliziotti hanno ricostruito i movimenti dell'auto risultata rubata dal giardino di un'abitazione di via Iappelli a Padova. La vettura, seguita per giorni, si è mossa più volte tra i comuni della provincia. Alla guida una donna che si spostava carica di scatoloni. Alla fine i poliziotti hanno intercettato la vettura all'esterno di un centro commerciale di Monselice e hanno bloccato l'uomo, un 36enne che aveva appena rubato un paio di occhiali e una maglietta da un negozio. Da qui gli agenti hanno individuato il casolare dove viveva a Montegrotto. All'interno c'era proprio la donna e una gran quantità di refurtiva rubata. Qualche giorno prima dall'oratorio di San Giuseppe, elettrodomestici e vari oggetti destinati ad essere premi della pesca di beneficenza per la festa parrocchiale di Montegrotto. I due sono stati arrestati. La donna, quarantenne, è finita nel carcere veronese di Montorio, mentre il complice al Due Palazzi di Padova. E ci sono ancora donne anziane vittime di truffatori. Ci spostiamo nel Bassanese. È accaduto ancora una volta nei pressi di negozi o centri commerciali. Sono ancora i soggetti più deboli le vittime di azioni illecite che continuano a ripetersi nel territorio bassanese. Si era iniziato con i furti all'interno degli abitacoli delle vetture parcheggiate. Agivano in due: il primo distraeva la persona individuata, quasi sempre donna, il secondo prelevava la borsa con denaro, documenti ed effetti personali. Ora le tecniche si sono affinate e arrivano perfino ad un approccio ancora più diretto con la vittima, a viso scoperto e quasi senza pudore, come segnalano queste immagini e come conferma l'assessore alla sicurezza di Bassano. È da giorni che sentiamo segnalazioni su soggetti, sembra che giungano dalla zona della Romania, almeno le targhe parlano di targhe rumene, che avvicinano soprattutto nei centri commerciali e nei supermercati piuttosto grandi, avvicinano cittadini, soprattutto anziani, spacciandosi per sordomuti e chiedono finanziamenti, chiedono firme e coinvolgono i soggetti, soprattutto, ripeto, anziani, per avere riscontro economico. L'obiettivo alla fine è sempre quello: spillare denaro. L'affinamento delle tecniche e la capacità di convincimento studiata a tavolino rende la truffa ancora più subdola e fastidiosa, proprio perché messa a segno in luoghi frequentati. Le telecamere e le testimonianze finora raccolte dalle forze dell'ordine stanno aiutando a stringere il cerchio. Noi li stiamo in qualche modo attenzionando e speriamo di identificarli quanto prima. A chi dovesse trovarsi in situazioni simili o esserne in qualche modo testimone, l'invito è sempre lo stesso. Chiedo alla cittadinanza di segnalarli, ma comunque sia di star ben attenti a non dare riscontro a questi soggetti che sicuramente stanno veicolando delle truffe. Raccomandazioni da tenere sempre presenti. Allora noi ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra poco.
Ritorniamo in diretta, riprendiamo la nostra prima edizione con gli aggiornamenti dal territorio e i servizi preparati dalle nostre redazioni e restiamo a Padova, torniamo sul omicidio di Michael Boschetto con il video realizzato da Giacomo Friso il 27 aprile del 2024 proprio dopo aver ucciso l'amico, un video fatto con il cellulare della vittima scoperto dal padre e dalla fidanzata dopo il dissequestro della procura. Ai nostri microfoni il dolore di Federico Boschetto e le immagini di questo video. La musica a tutto volume balla come fosse in discoteca e poi mima il gesto della vittoria. Giacomo Friso si riprende mentre entra in casa sua dopo aver ucciso Michael Boschetto. Si vede un po' soffuso all'inizio, poi accende la luce, attacca la musica, balla, fa il segno di vittoria, di ok, cioè come per dire mi è andata bene e poi segno di vittoria. Federico Boschetto, papà di Michael, ha guardato il video trovato nel cellulare di suo figlio più volte, incredulo, prima di consegnarlo agli inquirenti. L'orario e il giorno registrato nel video corrispondono al momento del delitto, il 27 aprile del 2024. È la nuova prova che verrà portata al processo contro Giacomo Friso. In quei 25 secondi il 34enne accusato di omicidio si riprende il volto e non si vedono segni di aggressione. Friso, invece, ai carabinieri ha sempre detto di essere stato ferito prima di accoltellare Boschetto. Sul video non ci sono segni di percorso, anche perché precedentemente lo avevo già detto che mi sembrava impossibile che i due avessero litigato. Uno, perché è una vita che non si vedevano. Due, prima che andasse a farsi le cure, per modo di dire, si trovavano al bar, uno si faceva i cavoli suoi. Cioè, non si mai sta più le cose che non si piacevano, cose vecchissime. Il video è stato ritrovato dopo che il cellulare di Michael Boschetto, trovato in casa di Friso dopo il delitto, era stato riconsegnato ai familiari della procura che non era riuscito a sbloccarlo. La fidanzata del 31enne invece aveva un codice ed è riuscita a sbloccare il dispositivo. L'intento era di sbloccare il telefono per scaricare immagini, video, tutte le cose di Michael. È là che mi mostra tutta contenta, a un certo punto cambia proprio faccia, mi gira e c'è il tuo video qua. 4 coltellate mortali, poi la corsa a casa sua con il cellulare della vittima e la tentata fuga. Sono pochi i metri che dividono le abitazioni di Friso e Boschetto. Ora questa prova potrebbe essere fondamentale nel processo a settembre. È indagato formalmente il conducente del furgone che ha travolto domenica 2 bambini di 7 e 8 anni di origini cinesi in viale San Marco a Mestre. Il più piccolo è stato operato d'urgenza ed è ora ricoverato in terapia intensiva pediatrica a Padova. Entrambi sono in prognosi riservata. Restano critiche le condizioni del bambino di 7 anni ricoverato all'ospedale di Padova in terapia intensiva pediatrica dopo essere stato investito da un furgone in sorpasso sul tram fermo alla fermata Sansovino in viale San Marco. Il piccolo, di origine cinese, ha riportato un trauma cranico molto serio ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale dell'Angelo prima del trasferimento nel centro specializzato padovano. Il fratellino maggiore, di 8 anni, ha riportato un trauma cranico e facciale ed è stato ricoverato in area rossa a Mestre. Anche per lui la prognosi è riservata. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30. I 2 bambini, molto conosciuti nel rione San Marco dove vivono con i genitori, erano appena scesi dal tram diretto a Favaro e stavano attraversando sulle strisce quando un furgone, che pare fosse a noleggio, ha tentato un sorpasso rischioso del mezzo pubblico fermo. L'autista, secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, non avrebbe visto in tempo i bambini che attraversavano e non sarebbe riuscito a frenare investendoli entrambi. Immediato l'intervento dei passanti, dell'autista e degli automobilisti in zona che hanno chiamato i soccorsi. Il SUAM 118 è arrivato rapidamente sul posto insieme alle forze dell'ordine che hanno regolato il traffico e avviato i rilievi dell'incidente. L'episodio ha scosso profondamente il quartiere. Le auto corrono troppo in questo tratto di viale, specialmente verso San Giuliano, hanno dichiarato in molti. Sfrecciano senza pensare che un pedone possa attraversare la strada. L'intervento
L'intera comunità ora si stringe attorno alla famiglia nella speranza che i due fratellini riescano a superare questo momento drammatico. E poi c'è l'ultimo estremo gesto di generosità del 27enne di Cartigliano, Simone Mazzocchini, il ragazzo, lo ricorderete, morto in un incidente in moto, aveva espresso in vita, in tempi non sospetti chiaramente, la volontà di donare gli organi, così è stato, la famiglia ha rispettato questo suo desiderio e l'ULSS Otto Berica ha diffuso un comunicato in cui dice che grazie ai suoi organi hanno ripreso a sperare per la propria salute, potranno continuare una vita 12 persone in tutta Italia. Vive in altre 12 persone in tutta Italia il 27enne di Cartigliano Simone Mazzocchin, morto lo scorso 12 maggio dopo 2 giorni di agonia a seguito di un terribile incidente stradale. Il giovane stava percorrendo l'SP69 in via Montegoggio da Fara Vicentino verso Breganze in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo in una curva in un tratto di discesa. Dopo la rovinosa caduta aveva urtato violentemente il guardrail finendo sbalzato nel campo adiacente. L'allarme lanciato dai suoi amici motociclisti, il volo disperato in eliambulanza al San Bortolo di Vicenza, dove il giovane è spirato 48 ore dopo a causa della gravità delle ferite e dei traumi interni riportati. Ma Simone, seppur nella tragedia, ha saputo parlare il linguaggio della solidarietà, dell'amore e della generosità, dando il consenso ancora in tempi non sospetti alla donazione dei suoi organi. Così nei giorni scorsi, a bordo di un aereo specializzato nei voli sanitari, specialisti giunti da 4 grandi ospedali dei trapianti da Roma, Milano, Pisa e Padova li hanno ritirati, dando la speranza di futuro a 12 vite grazie all'altruismo di questo ragazzo che se n'è andato a soli 27 anni. Andiamo sull'home page del Nuovo Terraglio, la testata Il Nuovo Terraglio che comunica una notizia, un grave lutto per l'intera comunità di Mogliano Veneto. Addio a Luciana Ermini, voce e guida della nostra redazione. Con profondo dolore e infinita gratitudine l'editore e la redazione del Nuovo Terraglio salutano Luciana Ermini, direttrice editoriale proprio della testata, venuta a mancare lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi l'ha conosciuta, stimata e amata. Oltre a questa attività la Ermini era docente, era membro di associazioni, era un volto della Mogliano attiva. La sua scomparsa ha chiaramente destato un profondo cordoglio, una profonda impressione nella comunità non solo moglianese ma nell'intera Marca trevigiana, proprio per la sua figura di spicco della cultura del territorio. Ci uniamo naturalmente anche noi alle condoglianze alla famiglia. Nel Vicentino adesso con l'Arma dei Carabinieri che questa mattina ha presentato il bilancio dell'attività dell'anno appena trascorso. Luisa Bertini ha intervistato il colonnello Giuseppe Moscati, comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza. Bilancio annuale dei Carabinieri presentato oggi in via Muggia a Vicenza, che parla di numeri importanti in termini di presenza sul territorio con un potenziamento nell'ultimo anno dei controlli. Parliamo di numeri importanti, una media di circa 80 pattuglie esterne al giorno sul territorio. Le chiamate alle centrali operative sono state oltre 207.000, di cui 1.000 per codice rosso e infatti risultano proprio numeri importanti quelli relativi al codice rosso, con 851 denunce equivalenti ad oltre 2 denunce al giorno. Particolarmente alta l'attenzione alle fasce deboli, i numeri delle truffe agli anziani parlano di 165 denunce di truffa che hanno portato a 34 persone denunciate e 10 arrestati. Ma non solo, tra i numeri snocciolati al comando provinciale balzano all'occhio anche quelli relativi agli stupefacenti. Di tutto questo ne abbiamo parlato con il comandante provinciale, il colonnello Giuseppe Moscati, che sentiamo insieme. Rimane altissima ovviamente l'attenzione nel settore della cosiddetta violenza di genere. Il numero delle denunce è costante, il numero delle misure adottate in proporzione è in aumento. Questo è un segnale importante da interpretare in vario modo. Sicuramente l'attività di sensibilizzazione che si è fatta nel far capire che è importante denunciare è fondamentale.
l'attività antidroga rimane costante negli anni, quindi è qualcosa con cui noi ci cimentiamo ripetutamente con indagini per far luce su quello che avviene non solo a Vicenza ma in tutta la provincia. In particolare stiamo notando ovviamente che per esempio il consumo di eroina che caratterizzava anni passati è tornato di moda. Questi 12 mesi appena trascorsi si sono caratterizzati principalmente per l'attenzione che abbiamo rivolto a difesa delle persone più anziane, delle fasce più deboli, di chi non sa o non può proteggersi. Quindi ci sono state diverse indagini ovviamente che hanno colpito particolarmente le nostre comunità perché è chiaro che l'attenzione che abbiamo rivolto su far luce su alcuni episodi, mi riferisco per esempio all'asilo a Schio oppure a quell'indagine su una badante, insomma, e sulle ombre che sono state gettate su alcuni decessi di persone che avevano in cura. Queste effettivamente hanno colpito molto la nostra comunità e siamo contenti di aver fatto la nostra parte. Tra i reati che maggiormente infastidiscono, colpiscono naturalmente i cittadini ci sono i furti in casa. Si è trasformato in realtà in una rapina quello avvenuto in un'abitazione di via Postumia a Ponzano Veneto, vittime 2 anziani di 77 e 82 anni che si sono trovati faccia a faccia col ladro. Il giovane tra l'altro prima di darsi alla fuga ha strappato la catenina al collo dell'anziano padrone di casa spingendolo a terra. Prendo a porta della camera dei suoceri e mi ho trovato aperto e mi ho trovato questa persona davanti. Per me ho detto: cosa ha fatto qua? Ho sbagliato a casa? No, ho detto: ti sei un ladro. Un ragazzo giovane sulla ventina si è rivolto alla signora in dialetto: ho sbagliato casa. Le urla dell'anziana per farlo andare via il marito Giuseppe che la raggiunge, ma il giovane è veloce, già sulle scale, verso l'uscita della casa di via Postumia a Merlengo di Ponzano Veneto. L'irruzione in pieno giorno, intorno alle 15:30. Sono venuta, ho fatto tutto il giro, sono venuta qua, c'era mio marito sul divano che dormiva e io avevo detto: vado un attimo di sopra e dopo, e sono arrivata alla porta, ho sentito un gran botto. Io stavo dormendo là, non ho sentito niente, ho sentito un rumore sopra, Beppi mi chiama, c'è qualcuno, vado a vedere di sopra sulle stanze, il bagno, il granaio, tutti i balconi a copo. Ho detto: per me non c'è nessuno. No, mia moglie fa: c'è qualcuno. Era nascosto dietro la porta. Se l'ha trovato proprio davanti. L'indomani della rapina i 2 coniugi di 77 e 82 anni sono ancora provati e sotto shock. Il giovane durante la rapina ha prima strattonato l'anziano, strappato il suo girocollo d'oro e lasciato poi cadere a terra. Mi ha dato un strettone qua, mi ha tolto il girocollo che avevo, è scappato a piedi per la strada per là il bastone. Mi ha fatto male qua. Stanotte ho dovuto andare al pronto soccorso. Cosa pensa? Maledetti. Come sta lei adesso? Beh, adesso non ho tanti problemi. Questa l'emozione naturalmente ai nostri microfoni di questi 2 anziani, e c'è stata anche la dura presa di posizione del sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio, che ieri mattina ha portato la sua vicinanza agli anziani che sono stati colpiti insomma in maniera così dura da questo furto in casa poi diventato una rapina. Manca anche la dignità di essere ladro, ha detto il sindaco, che chiede al Ministero di rivedere le condanne per chi commette questi reati. Io credo che a Roma, presso il Ministero, qualcuno si debba accorgere di quello che sta succedendo, perché Treviso non è più un'oasi felice, nel senso che stiamo bene rispetto ad altre parti d'Italia sicuramente, ma serve una maggiore presenza del territorio. Adesso so che a Treviso le cose stanno migliorando con il discorso della zona rossa, ma non possiamo far diventare qualsiasi paese, qualsiasi via zona rossa. Non più un'isola felice, Treviso e la sua provincia devono adeguarsi ai tempi che corrono, e a correre ai ripari devono essere le amministrazioni, ma soprattutto devono arrivare segnali importanti da Roma. È perentorio il sindaco di Ponzano dopo la rapina avvenuta ai 2 anziani in pieno giorno
giorno. Inaccettabile la violenza. Questo non è il sistema che funziona. C'è qualcosa che non va e qualcuno deve porre rimedio. Il fatto di essere violati nella propria casa, nella propria intimità, nella propria sicurezza, ma poi oltretutto quando un ladro viene scoperto uno dovrebbe, ahimè, nelle brutte cose capire che è andata male, andare via, invece prendersela con i più deboli, spingere a terra una persona che sia anziana o giovane poco importa, e strappare anche la collana dal corpo è un gesto di ulteriore violenza. Io penso che manchi anche la dignità di essere ladro. Ponzano, che solo un paio di settimane fa era stata protagonista di uno scippo feroce. Alle resistenze della signora i due ladri in motorino l'avevano aggredita, picchiandole e procurandole diverse ferite al volto. Credo che questa società ormai abbia seri problemi di controllo del territorio e di educazione. Sono passati pochi giorni da quell'avvenimento brutto che abbiamo subito, questo è un altro. Io mi auguro che anche le forze dell'ordine prendano maggiore possesso della situazione. È vero che fanno quello che possono, sono anche in pochi, ahimè l'estate si avvicina, è un maggiore aggravante. Andiamo ora a un'altra testimonianza, un altro contesto. Il consigliere comunale trevigiano Giorgio De Nardi, che ha salvato dal annegamento, da un probabile annegamento, un giovane a Jesolo tuffandosi in mare. È rimasto amareggiato, ci ha detto, per l'indifferenza vissuta poi in spiaggia di fronte a questo suo gesto e addirittura la ramanzina del bagnino. Sentiamo. Ero sostanzialmente alla foce del Sile di fronte al faro e ho visto un ragazzo che era in difficoltà, che chiedeva aiuto, però è stato sottovalutato il pericolo, quindi nessuno si muoveva. Alla fine, per fortuna, una persona è andata a chiamare un bagnino, che però lì è una zona non presidiata dai bagnini, quindi lontana, perché è proibito fare il bagno. E questa persona, questo ragazzo, era sempre più in difficoltà, si avvicinava agli scogli, c'era questa onda molto forte, per cui mi sono avvicinato, ho cercato di dargli una mano. Io tra l'altro ho anche il brevetto di bagnino, per cui mi sono sentito in dovere di intervenire. Ha passato una domenica sicuramente diversa da quella che si era immaginato il consigliere comunale Giorgio De Nardi, titolare di Atton e capogruppo dell'opposizione, che non ha esitato a tuffarsi tra le onde per salvare un ragazzo ventenne che stava letteralmente affogando davanti ai suoi occhi, senza che nessuno dei presenti facesse nulla. Erano circa le 16 quando davanti al faro ha visto un giovane già coperto di ferite e sangue che si agitava in acqua per chiedere aiuto. Forte del suo brevetto di bagnino, De Nardi è intervenuto tuffandosi in acqua nonostante il mare scagliasse entrambi contro gli scogli. Però il mare era veramente impegnativo, per cui mi ha preso, mi ha sbattuto sugli scogli anche me e poi sono riuscito a aiutarlo e a farlo salire sulla diga. La cosa che mi ha impressionato è che prima, durante e dopo nessuno si è scomposto, quindi c'erano parecchie persone, la gente continuava a pescare, continuava a fare gli affari suoi e io sono rimasto veramente sorpreso da questa indifferenza. E nonostante il salvataggio, la fatica di riportare a riva il ragazzo, le ferite a piedi e gambe, è arrivata anche la beffa finale, ovvero la reprimenda del bagnino che è giunto per ammonire De Nardi, ricordandogli che quello non era un luogo adatto alla balneazione. Il ragazzo, completamente insanguinato, è stato poi trasportato al pronto soccorso, ma anche De Nardi ha rimediato numerose ferite. Ho i piedi e le gambe tagliate, quindi sto cercando di medicarmi, ma questo è niente, rispetto al rischio che ci poteva essere. Nessun atto di eroismo, rimarca Giorgio De Nardi, ma il monito di stare attenti al mare e di non girarsi dall'altra parte se qualcuno chiede aiuto. Quando l'onda ti prende lì la cosa veramente fa paura, però penso di aver fatto il minimo del dovere che qualsiasi cittadino in buona salute e con una capacità di nuotare possa e debba fare. E la cosa che mi ha stupito appunto è che molti sono rimasti lì semplicemente a guardare o addirittura girandosi dall'altra parte. Intervento di altro genere, ma sempre in spiaggia. Siamo a Caorle stavolta, dove è stato provvidenziale l'intervento di un infermiere del SUEM 118 di Padova, libero dal servizio, che ha salvato la vita a un uomo di 88 anni che è stato colto da un malore. Decisivo è stato anche l'uso del defibrillatore.
È stato un intervento tempestivo, guidato dalla competenza e dal sangue freddo, a salvare la vita di un turista tedesco di 88 anni colpito da arresto cardiaco mentre si trovava in spiaggia sotto l'ombrellone sul lungomare di Caorle. A intervenire è stato un infermiere del SUEM 118 di Padova, medico anestesista di 39 anni, presente in zona per una giornata di relax con la compagna. L'uomo, appena compreso il gravissimo quadro, non ha esitato a intervenire, ha subito praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e, grazie al rapido impiego del defibrillatore disponibile in loco, ha effettuato 3 scariche che hanno permesso di ripristinare il battito cardiaco dell'anziano. Il turista è stato poi assistito sul posto fino all'arrivo del personale sanitario dal punto di primo intervento di Caorle. Stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di San Donà di Piave, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni, pur restando critiche per via dell'età avanzata, sono costantemente monitorate dai medici. Ora ci fermiamo per un altro veloce break, torneremo con molti altri temi tra poco. Riprendiamo la nostra diretta, ben trovati, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. Allora saluto e ringrazio, lo vedo già in collegamento, il nostro ospite di oggi, Mario Bassano, buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi. Amministratore delegato di Fondazione Villa Salus, IRCS San Camillo, e poi ci sono delle novità, no Bassano? Perché abbiamo voluto questo collegamento perché dei giorni scorsi è la notizia dell'acquisizione da parte di Villa Salus anche dell'ospedale Fatebenefratelli Fratelli a Venezia. Tra l'altro una struttura con un organico importante, anche una struttura storica, e si continua un pochino a ridisegnare, diciamo, no? Il potenziamento della sanità in centro storico a Venezia, di cui si fa un gran parlare, insomma, in una città naturalmente proprio importante come Venezia, ma che vive tutte le trasformazioni che non sono tipiche di altre città. Com'è nato questo passaggio che è piuttosto impegnativo per voi? Certamente, allora noi questo passaggio è nato sostanzialmente anche per e soprattutto per volontà della Commissione Pontificia per gli ospedali religiosi. E noi abbiamo accettato questo invito di acquisire la gestione di questo storico ospedale che ha più di 400 anni. Qualcuno mi dice che è il più antico ospedale di Venezia, è bellissimo, lo dico perché sono qui, è un posto bello, tranquillo. All'interno della struttura ci sono attività riabilitative, c'è un servizio di alcologia, c'è l'hospice, ci sono 70 posti letto di RSA, di casa di riposo sostanzialmente, ed è collocato in una posizione anche agevole per quanto riguarda l'accesso, perché sono circa un quarto d'ora dalla stazione. Tutta l'operazione è nata proprio perché l'ordine dei Fatebenefratelli Fratelli, che ha gestito questa struttura fin dagli origini, quindi parliamo di parecchi centinaia di anni, ha deciso di dismettere la gestione ospedaliera, aperta parentesi, che non è facile di questi tempi, chiusa parentesi, e ha preferito indirizzarsi su altri fronti. Per Villa Salus per Fondazione Villa Salus è stata l'occasione di rafforzare la sua presenza all'interno della realtà veneziana, per cui abbiamo Mestre, storico ospedale delle Suore Mantellate, da cui nasce tutto, poi abbiamo acquisito l'IRCS San Camillo al Lido di Venezia, abbiamo inserito l'Università, la Facoltà di Medicina di Unicamillus, e adesso abbiamo questa nuova sfida che è l'ospedale Fatebenefratelli di Venezia. Abbiamo anche altre due presenze all'interno della realtà veneziana in centro, con 2 poliambulatori dove i nostri medici possono svolgere la loro attività, consentendo quindi anche ai residenti di Venezia, la cui popolazione, come sapete, è abbastanza anziana, di andare direttamente e di rivolgersi per i servizi e per le prestazioni di cui hanno bisogno. Aggiungo una piccola cosa, questa è un'esperienza positiva, a fronte di tante notizie negative che sentiamo sul mondo della sanità religiosa, dove una congregazione parte con una situazione abbastanza difficile, la sana,
arriva ad acquisire un IRCS, un istituto di ricerca ad indirizzo neuroriabilitativo, dove abbiamo circa una settantina di ricercatori e varie collaborazioni un po' con tutto il mondo, col mondo europeo, ma anche con il Canada, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, e adesso affronta anche questa esperienza gestionale, giungendo ad avere un gruppo di circa 800 dipendenti, un numero complessivo che si avvicina ai 400 posti letto. Quindi per noi insomma è una sfida molto diciamo importante. Certamente. Allora Bassano, la fermo un attimo, le chiedo di avere un attimo di pazienza, perché sappiamo che la sanità, naturalmente anche cattolica, privata eccetera, è un supporto importante per la rete pubblica con cui è necessariamente integrata. Andiamo velocemente in diretta da Sottomarina con la nostra Ilaria Marchiori, perché l'azienda sanitaria ha presentato il progetto 2025 legato alle vacanze sicure, quindi a alla rete naturalmente che viene messa in campo per la stagione estiva. Eccola qua. Ilaria, a te, buongiorno. Sì, buongiorno a te Lina, buongiorno ai nostri telespettatori, ci scuserete se abbiamo interrotto il collegamento, ma rimaniamo comunque in ambito sanitario. Siamo qui insieme ad Andrea Maschera, che è il dirigente delle professioni sanitarie di Chioggia, che ci spiegherà in sintesi in che cosa consiste questo progetto ormai consolidato Vacanze Sicure, per rendere appunto i soccorsi efficienti il più possibile proprio qui in spiaggia, che è una zona particolarmente delicata, giusto Maschera? Assolutamente sì, il progetto Vacanze Sicure è un progetto che da più di 10 anni insiste nell'azienda Ulstra Serenissima. E cosa fa? In pratica mette assieme tutte quelle informazioni dei flussi turistici per creare una sanità a misura dell'estate e delle patologie di stagione. In primis mette assieme tutta l'area delle urgenze e emergenza, potenziando i pronto soccorsi e gli ambulatori in spiaggia, e poi sul territorio va incontro alle problematiche di stagione, il caldo per gli anziani e la prevenzione in ambito sanitario, per capire esattamente quali sono le problematiche e creare una sanità migliore a misura del turista. Ecco, vi facciamo vedere perché abbiamo assistito anche a una simulazione, è stata il primissimo soccorso con l'utilizzo di questa bicicletta, dopodiché è arrivata l'ambulanza dietro alla quale, insomma, davanti alla quale ci troviamo, per portare a termine questo soccorso, che era uno dei più critici in questa simulazione, ovvero un arresto cardiaco. Una cosa importante: la domenica è stato potenziato il servizio in sala gessi, e poi sono anche state potenziate le attività per quanto riguarda la popolazione fragile. Esatto, allora ovviamente nella stagione estiva ci sono delle patologie che insistono in maniera preponderante. Gli ambulatori sono aperti anche il sabato e la domenica, in particolare della sala gessi e gli ambulatori in spiaggia, proprio per permettere a queste persone che hanno un problema di salute di avere un punto di riferimento dove andare il prima possibile. E poi grandi anziani, caldo, COT, Centrale Operativa Territoriale, tutta una serie di azioni che favoriscono il paziente anziano per favorire tutte quelle tematiche, che evitare la disidratazione, le ondate di caldo, come gestirle, lo facciamo con chiamate telefoniche e con l'apertura dell'ambulatorio turistico nel distretto. Ecco, quindi un servizio proprio a 360 gradi, anche insomma al di fuori di quello che è proprio l'ambiente della spiaggia. Io ringrazio Andrea Maschera, qui da Sottomarina è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie all'ospite naturalmente, grazie ai colleghi per questo collegamento. Torniamo da Mario Bassano, eccolo qua. Allora Bassano, dicevamo, abbiamo sentito parlare anche di quelle che sono le esigenze poi dei turisti. Necessariamente a Venezia è un tema che dovete affrontare per forza, no? Anche voi come rete della sanità privata e della sanità religiosa. E allora come lo si affronta? Noi abbiamo la nostra presenza al Lido di Venezia, l'IRCS, è un ospedale dotato di 110 posti letto. Devo dire la verità, in questo momento l'ULSS veneziana ha anche di recente inaugurato dei nuovi mezzi di assistenza più veloce, idroambulanze che possono spostare il paziente nell'ospedale più vicino. Non siamo dotati di pronto soccorso, abbiamo offerto la nostra disponibilità per un eventuale posto di primo soccorso,
tenete presente che essendo un IRCS e ospedale classificato, esiste all'interno della struttura una guardia medica attiva, per cui se un paziente dalla spiaggia si reca all'interno dell'ospedale, ovviamente può ricevere tutti quelli che sono i servizi che possiamo dargli, o comunque in ogni caso avrà un momento di assistenza. Al Lido la situazione è gestita soprattutto dall'US 3 Serenissima attraverso il distretto che appunto ha visto questo potenziamento anche dei mezzi di trasporto. Venezia il trasporto è prioritario, per cui essere veloci nel trasportare il paziente da una parte all'altra di Venezia è essenziale per garantirgli assistenza e continuità di cure. Senta, l'altra volta quando ci siamo visti ci aveva parlato anche dei giardini che ci sono lì al Lido. L'utilizzo come sta andando di questa risorsa in più? Allora, l'utilizzo sta andando molto bene, perché noi abbiamo un bellissimo giardino che vi invito a visitare se siete al Lido, all'interno appunto della nostra struttura che è situata agli Alberoni. È un giardino terapeutico dove sostanzialmente i nostri ospiti, quindi i pazienti che hanno bisogno di riabilitazione, possono svolgere tranquillamente delle attività manuali, per cui la semina di piante, la sistemazione del verde, la gestione di un orto, e vediamo che questo tipo di attività è stata sempre più gradita dai nostri ospiti. All'interno poi di questo giardino teniamo presente che dall'anno 21 complessivamente ci saranno anche 400 studenti di medicina che si muovono sempre nei loro ambiti, però all'interno appunto dell'attività ospedaliera, quindi usufruiscono del parco, che è un parco molto bello, e anche della spiaggia che è una spiaggia per terapia, quindi è una spiaggia dedicata a quello, dove può essere fatta della riabilitazione non in acqua, ma attraverso appunto esercizi che vengono svolti vicino al mare. È una spiaggia terapeutica sostanzialmente, che si rifà all'origine di questa struttura ospedaliera. È una struttura ospedaliera che raccoglie anche parecchi pazienti da fuori regione. Senta, quindi voi avete, tornando all'acquisizione del Fatte Bene Fratelli, avete una rete in questo momento, no, nel territorio, in città, avete anche degli ambulatori. Ci sarà in qualche modo, c'è da pensare una riorganizzazione con ruoli diversi per queste strutture oppure no? Allora, sostanzialmente è una rete che in buona parte è già costituita, perché avendo fatto un percorso graduale, prima l'acquisizione dell'IRCS, poi l'inserimento all'università, adesso l'acquisizione del Fatte Bene Fratelli, contiamo di continuare con questo spirito, ma grandi riorganizzazioni non sono previste. Sostanzialmente ci sarà una riorganizzazione che riguarderà più che altro l'aspetto organizzativo, amministrativo, gestionale, più che una riorganizzazione dei reparti. Verranno inseriti nuovi professionisti, soprattutto all'interno della realtà del Fatte Bene Fratelli, che negli ultimi mesi era abbastanza, perdonatemi i termini, lasciata andare, proprio perché si parlava di cessione, di vendita, di cambio di gestione, e quindi si tratta di svolgere un'attività di rimotivazione del personale che stiamo già facendo e di cui siamo anche molto contenti dei primi incontri che abbiamo avuto, ma grandi rivoluzioni non ce ne saranno. Abbiamo una buona richiesta da parte dell'utenza, anche in casa di riposo, l'hospice, per cui proprio nello spirito caritatevole che ha sempre suggellato l'attività di questi ordini religiosi, si continua questo tipo di assistenza proprio per i più bisognosi, per i malati terminali, per le situazioni più critiche, insomma, ecco, per cui grandi rivoluzioni non ne vedo. Sicuramente siamo un bel gruppo di matrice cattolica presente nel nord-est, per cui vogliamo anche far sentire un pochino la nostra voce. Ecco, un'ultima domanda allora necessaria a questo punto. Possiamo pensare che ci saranno ulteriori passaggi nei prossimi mesi, ulteriori passi in avanti, magari altre acquisizioni? Se ci viene proposto, noi siamo ben disponibili, oramai siamo collaudati a lavorare con fondi di investimento che hanno acquisito le mura di questi ospedali,
e quindi abbiamo un'esperienza che possiamo sicuramente, diciamo, aprire anche ad altre realtà che sappiamo bene, soprattutto nel Trevigiano, hanno già dichiarato un po' le loro difficoltà. Indubbiamente il tutto deve appunto andare su una linea condivisa soprattutto con la Santa Sede e con la Pontificia Commissione per gli ospedali religiosi, che in questo momento valuta, organizza e autorizza eventuali cessioni, cambi di gestione o quant'altro. Diciamo che in questi ultimi anni abbiamo maturato una certa esperienza. L'ha praticamente detto lei, insomma, il San Camillo di Treviso. Sorrido perché io ci ho vissuto 25 anni, ho contribuito alla costruzione e all'ampliamento, adesso bisogna vedere che cosa, quelle che sono le decisioni che verranno prese. Non nascondo che potremmo essere ovviamente interessati, dipende da che scelta vogliono fare, insomma, e come intendono costruire questo tipo di passaggio di gestione o di continuità nella gestione. Ognuno a casa sua deve fare un po' le sue riflessioni e vedere. Noi, se c'è da fare qualcosa, siamo alla finestra e siamo ben disponibili di creare un vero e proprio polo enorme nel nord-est, dove prima di tutto si guarda il malato e si continuano a garantire soprattutto le attività nell'ottica dello stile che ha sempre caratterizzato questi ospedali di natura religiosa, con una storia lunghissima. Le suore di San Camillo hanno una storia più che centenaria, fatta bene fratelli oramai da 400-500 anni, le mantellate sono un pochino più recenti e penso che alla società non faccia male ci sia questa presenza, insomma, anche ben gradita di solito. Grazie allora per anche queste risposte, insomma qualcosa in più abbiamo detto. Grazie a Mario Bassano, amministratore delegato di Fondazione Villa Salus e IRCS San Camillo, e buon lavoro a questo punto. Grazie a voi dell'opportunità e buon lavoro anche a voi. Grazie. Arrivederci. Grazie, a presto. Allora noi rientriamo con le nostre dirette perché è pronto nuovamente il nostro Christian Arboit. Furti al cimitero, altro scenario veramente spregevole all'occhio del cittadino, delle persone qualsiasi, però purtroppo continuano a succedere. Christian, a te. Sì, Lina, buongiorno di nuovo anche da parte di Alberto Pivetta. Siamo all'interno del cimitero di San Lazzaro, dove continua lo stillicidio di furti ai danni delle tombe, di numerose tombe. Soltanto la scorsa settimana vi parlavamo della raid che aveva interessato i cimiteri del Coneglianese, in particolare nel mirino erano finite le statue bronze e gli oggetti di bronzo. Qui a San Lazzaro invece parliamo con la signora Annalisa Casellato, che saluto e ringrazio. Parliamo di furti di fiori, furti di lieve entità. Signora Annalisa, non so se può raggiungermi. Furti di lieve entità ma che fanno molto male. Molto male, molta tristezza e molta rabbia, perché sembra impossibile che ci siano ancora delle persone che vanno a prendere i fiori sulle tombe per portarli non si sa dove, o a casa o in altre parti. È successo domenica mattina, come tutte le domeniche io vengo qua sulle 8:30, 9, nella tomba di mio marito, e già a 3-4 metri mi accorgo che non ci sono più i fiori rossi, ma dico, ho sbagliato forse il vicoletto, e invece mi avvicino e purtroppo erano spariti completamente, rovesciato tutta la terra, sporcato tutta, diciamo, la lapide col tappeto che c'era, e oltre il danno, la beffa, mi avevano lasciato 2 piante di gerani rossi, per dire, abbiamo preso quei belli, ti lasciamo questi. Però guardi, è stata una tristezza, un'amarezza, un dolore tremendo, veramente. Ti hanno profanato il posto dove tu pensi che tuo marito sia in pace, che tu vieni a dire una preghiera. Questo non dovrebbe più succedere, però purtroppo capita sempre. Ecco, non è la prima volta che le capita, perché un furto lei lo aveva subito a Natale, poi un altro a Pasqua. Un mese fa, prima di Pasqua, invece di prendere le 4 piante, hanno preso una. Ma ho detto, va bene. Ho pensato, sarà stata una signora poverina che non aveva i soldi per il suo marito o per qualcuno.
però domenica mattina è stato proprio il massimo, guardi, il massimo. Io sono andata anche in questura, ho comunicato in questura e ho comunicato alla Contarina, ho avuto due cosi della Contarina, insomma. E purtroppo hanno detto che loro non possono fare niente, ci sono le telecamere all'entrata di San Lazzaro e all'entrata di Dosson. Però dopodiché loro non possono fare niente e purtroppo... Ma hanno allargato un po' le braccia, le hanno fatto intendere che non possono, indagare, però resta un fenomeno. Lei prima mi diceva è quasi più doloroso subire un furto di questo tipo che un furto in casa. Sì, certamente, perché in furto in casa cosa vuole? Ormai sai, anche se hai un sacco di deterrenti, se hai tutte le cose, chiudi, però in cimitero... Penso proprio di no, non pensavo a questo genere, insomma, che ci fossero ancora persone disposte a danneggiare e a saccheggiare le tombe dei nostri cari. Questo proprio non se lo aspettava. Questo tra l'altro, Lina, tu prima parlavi, hai utilizzato un termine specifico, spregevole. Sì. Spregevole. Certo, tantissimo, guardi, tantissimo, perché mi avessero chiesto il portamonete gliel'avrei dato senza esitare, però queste cose qua no, non può succedere, non deve essere, eppure purtroppo ho sentito anche tempo fa negli altri cimiteri, ma questa è una cosa che non dovrebbe essere. Io chiedo che ci sia più vigilanza, mi hanno detto la questura che senz'altro passano le macchine, anche la polizia municipale. Adesso farò un cosa anche al sindaco, al nostro sindaco. Si sente di rivolgere un appello quindi al sindaco? Certo, signor sindaco, io lo conosco, lei forse mi conosce perché ci troviamo tante volte, lo stimo, è bravo, rende la nostra città bellissima e invidiabile, però ci aiuti anche in queste piccole cose, lei avrà tante cose da fare, però queste sono importanti, soprattutto per noi. Faccia un piacere, ci aiuti nel modo migliore che lei saprà fare senz'altro e lo ringrazio, signor sindaco. Sono passati 3 giorni, sì. Lei è ancora scossa, signora? Sì, guardi, sono venuta tutte le mattine perché così, forse questa persona me li riporta, no, non è possibile, però così, sa, il cuore parla e queste sono le parole che io vi dico. Grazie signora Annalisa, questa la testimonianza, questa l'ennesima segnalazione da un cimitero della Marca dove prosegue Lina questo stillicidio. Per il momento da San Lazzaro è tutto, con Alberto Pivetta ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit, grazie a questa signora che è stata davvero eloquente, speriamo che arrivi questo appello a chi di dovere. A Treviso sarà un fine settimana importante per la Camera di Commercio perché da domani, giovedì, fino a sabato in città, ma anche a Verona e a Venezia, ci saranno tutta una serie di iniziative legate al progetto Generazione 2026 che da 4 anni cerca di avvicinare i giovani allo sport. Quella scuola specifica, l'80% dei giovani risulta far sport 1 ora a settimana, che tendenzialmente è l'ora di educazione fisica. Un po' pochino, abbiamo visto che in questi casi anche i genitori di questi ragazzi non fanno sport. Si dice il peccato ma non il peccatore, anche se è di Treviso la scuola in questione presa a campione per capire il rapporto dei giovani con lo sport e avvicinarli alle discipline agonistiche, educative e formative per gli uomini e le donne di domani è lo scopo di Generazione 2026, iniziativa della Camera di Commercio di Treviso e Belluno in vista dei Giochi invernali di Milano Cortina del prossimo anno, iniziativa giunta alla 4ª edizione. Perché sta nella Camera di Commercio promuovere non solo l'economia ma anche la cultura dell'economia, e si parte da dove? Bisogna partire dai giovani, dai ragazzi. Cosa c'è dietro lo sport? C'è la cultura della produzione. Treviso con lo Sport System direi che è una delle capitali. Economia che cresce se crescono i cittadini e lo sport è un'ottima scuola di vita. Perché i giovani hanno diritto alla pratica sportiva, lo sport sociale, lo sport per tutti, lo sport formativo, lo sport che aiuta allevia il disagio sociale. Una risposta quindi anche alla violenza giovanile e alle baby gang. Contrastiamo quello con cui oggi dobbiamo confrontarci maggiormente in tutte le città italiane, il problema del disagio giovanile, che molto spesso crea insicurezza nei giovani e devianza sino alle volte a comportamenti criminali. Oltre 40.000 i giovani che hanno partecipato alle 4 edizioni, più di 12.000 solo in quest'ultima, e tutti da 38 scuole
in concorso con attività motorie ma anche contributi grafici, video e coreografie atletiche di gruppo che verranno premiate giovedì pomeriggio al Teatro del Monaco, primo di una 3 giorni tra Marca e Veneziano e Verona. Sport da promuovere per migliorare l'apprendimento. È scientificamente provato che i migliori atleti riescono nella scuola con dei risultati eccellenti in tutte le materie. Un progetto Generazione 2026 che ha già raggiunto un importante obiettivo. Attività come queste di coinvolgimento servono? Assolutamente sì, perché i ragazzi chiedono, hanno proprio voglia di fare sempre di più nel mondo dello sport. E a proposito di sport, allora andiamo a vedere le belle soddisfazioni che sono riuscite a togliersi le giovanissime calciatrici del Treviso Women. Vai Viola! Si sono confrontate con squadre del calibro di Inter, Roma, Atalanta, Sassuolo e se l'Under 15 è arrivata agli ottavi di finale, l'Under 12 è riuscita a disputare la semifinale proprio con la Roma che alla fine si è aggiudicata il torneo. È una piccola grande impresa quella compiuta dalle ragazze del Treviso Woman di calcio al trofeo nazionale Riviera Conero Cup organizzata dalla società maceratese. Il Treviso Woman, società presieduta da Salvatore Ferla, è l'unica realtà di calcio dilettantistico esclusivamente femminile di Treviso. Si allena a Santa Maria del Rovere, alle Acquette e accoglie aspiranti calciatrici dai 5 anni in su. Al torneo di Macerata, che ha riunito oltre 20 squadre da tutta Italia, si sono presentate con le rose più giovani. L'Under 15, allenata da Massimiliano De Silvestro, ha dovuto cedere ai rigori al Sassuolo, piazzandosi comunque tra le prime 10. L'Under 12, guidata da Tommaso Cavasin, sembrava inarrestabile e per un soffio non è salita sul podio. Quarta su 18 squadre. 2 serbatoi di giovanissimi talenti che si sono messi in mostra a livello nazionale e che per il futuro promettono di riservare altre grandi soddisfazioni. Era l'ultimo servizio per questa nostra prima edizione. Io ringrazio in regia Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia. Vi ricordo dopo di noi l'appuntamento con Borgo Italia e poi come sempre dalle 14:30 il cinema con il film Ben-Hur, seconda parte. Parliamo del Ben-Hur del 2010 con una coproduzione che vede insieme Gran Bretagna, Germania, Spagna e Canada. Vi rimando come sempre ai telegiornali di questa sera e vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.